Stava cercando funghi nei boschi dell'altopiano, sopra Malga Galmarara, quando un malore l'ha stroncato. È avvenuto nelle prime ore della mattina, quando è stato allertato il soccorso alpino altopiano dei 7 comuni. L'uomo, 73 anni, si trovava con il nipote quando si è sentito male. Non essendoci alcuna copertura per la rete telefonica e anche le comunicazioni via radio sono state difficilissime, il ragazzo è sceso alla Malga a dare l'allarme per poi tornare indietro e indicare il punto esatto ai soccorritori a 10 minuti dalla prima via accessibile, tra gli alberi, fuori sentiero. L'uomo è stato raggiunto dal personale medico dell'ambulanza, dall'equipe sanitaria dell'elicottero di Treviso Emergenza, calata con il verricello, insieme al tecnico di elisoccorso, e da 4 soccorritori. Purtroppo al medico non è rimasto altro che constatare il decesso. La salma è stata così trasportata alla Malga dall'eliambulanza per essere affidata al carro funebre, presenti anche i carabinieri forestali.